Angelo Mercante, giornata bruttissima, partita altrettanto brutta, alla fine però l'avete spuntata, 4 minuti dalla fine la zampata di Gabriele per la vittoria e 3 punti importanti. Sì, 3 punti importanti per il nostro percorso, per il morale e tutto quanto. Tempo brutto, sì, partita pure brutta, anche se comunque devo dire che comunque i ragazzi hanno giocato abbastanza bene. Tenevamo sempre palla, giravamo bene, però purtroppo andiamo un po' in difficoltà quando dobbiamo finalizzare. Stiamo cercando di fare il possibile per migliorarci anche su questo discorso. Vediamo più avanti se la fortuna ci aiuta. Dicevo partita brutta anche perché condizionata dal forte vento, cioè voi avete provato a giocare, il Palma si è difeso, la Gattopardo si è difesa in maniera certe volte ordinata, a volte con un po' d'affanno, però il vento non faceva fare delle buone giocate. Sì, 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 il vento non ci faceva giocare assolutamente, anche se ripeto, come ho detto prima, abbiamo provato sempre a giocare palla, non l'abbiamo buttata quasi mai, però era quasi impossibile giocare. Complimenti alla Gattopardo perché non merita la classifica, hanno difeso bene, sono stati bravi, educati per bene, complimenti anche a loro. Un bilancio su questo girone d'andata penso più che soddisfacente, una classifica che è tranquilla per l'Empedoclino. Sì, sì, diciamo che il bilancio è quello giusto. Io penso a casa mia, dico che qualche punto onestamente ci manca. Vedi 2 punti persi con lo Sciacca in casa, qualcosa meritavamo in più a Villabate, a Bagheria. Però dico, alla fine poi le cose si equivalgono alla lunga. Abbiamo raggiunto il giro di boa a 23 punti, ce li teniamo stretti. Adesso ci riposiamo e riprendiamo all'anno nuovo. Mister Angelo Mercante ha detto che la Gattopardo non merita questa posizione di classifica e io aggiungo il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Forse il risultato più giusto era Streminzita addirittura il pareggio, ma con l'occasione che abbiamo avuto meritavamo qualcosina in più. Purtroppo il calcio è questo. Al 90esimo i ragazzi, dopo aver dato il massimo tutta la gara, hanno tremato le gambe e si hanno fatto l'autogol. Una Gattopardo che comunque non è dispiaciuta. Cosa potrà riservare il girone di ritorno? Io non ho visto una brutta squadra in campo. Ogni partita sembra la stessa storia, giochiamo, però è già da 4 partite che perdiamo 1-0. Ci sarà da lavorare tanto, se ci riusciamo su questo obiettivo della salvezza, bene, se no almeno da parte mia stiamo dando il massimo, poi alla fine vediamo cosa succede. Se prendiamo qualcuno, vediamo se prendiamo qualche ragazzo, perché con questi